Allora, accanto a me lo riconoscete perché per un lungo periodo ci ha informato, ci ha tenuto sempre insomma, a ricordare la situazione pandemica nel nostro territorio, è il direttore generale ULSS 6, Paolo Fortuna, per chi ancora non lo conoscesse. Con lui facciamo il punto della situazione naturalmente nel nostro territorio, ringraziando l'ULSS 6 e quindi lei, direttore, per la possibilità di questo collegamento. Abbiamo dei dati che parlano di un piccolo ma comunque effettivo colpo di coda del virus nell'ultima settimana. Le chiedo gentilmente di spiegarci appunto com'è la situazione e se c'è un perché e un per come di questo colpo di coda. Sì, allora in questo momento noi abbiamo un'incidenza di 240 persone positive, 241 per la precisione, ogni 100.000 abitanti, risultati positivi in questa settimana. Lievemente in incremento, e questo naturalmente è legato un po' al fatto che anche i sistemi di protezione abbiamo allentato un po' diciamo, le corde, quindi anche prudenziali, quindi probabilmente è legato appunto a questo modus operandi di vita comunque che noi appunto abbiamo. Direttore, però effettivamente Padova ha vissuto vari eventi e soprattutto anche in questi giorni ce ne sono stati altri dove c'è stata moltissima promiscuità e quindi c'è una preoccupazione per un incremento possibile ulteriore? Ma allora, i dati stanno ad indicare che comunque c'è con caldo, tra l'altro, appunto una riduzione della contagiosità dello stesso virus e di conseguenza non ci aspettiamo in questo momento appunto grossi incrementi. La cartina tornasole comunque dopo alla fine è quella degli ospedali, nel senso che le terapie intensive come anche le medicine dedicate appunto al Covid hanno numeri molto molto bassi, restano in questo momento bassi, sia le terapie intensive sia soprattutto appunto i reparti di medicina. Abbiamo dei casi un po' distribuiti in tutti gli ospedali e quindi di fatto appunto gli ospedali sono attrezzati appunto per gestirli. Monitoriamo appunto quel dato perché quello è il dato comunque diciamo oggettivo che ci dice appunto che pressione appunto questa pandemia ci sta dando. Mi permetta di leggere appunto qualche numero, ce l'avete fornito appunto poc'anzi voi, dal 7 al 13 giugno, quindi nella settimana che abbiamo appena vissuto, 2263 nuovi positivi, una media giornaliera di 323 positivi, 286, è qui che la interrogo, sono ripositivizzati, 41 al giorno, per un totale complessivo comunque di 2549 casi nel bacino dell'ULSS 6. Senta, ma quindi è facile ripositivarsi, questa parola non ce la farò mai, ed è quindi giusto anche vaccinarsi, invitiamo quindi chi ci ascolta a farlo. Allora, assolutamente sì, allora, i numeri della reinfezione si attestano più o meno al 4%. La seconda reinfezione, quindi la terza dal primo, siamo allo 0,3, quindi abbiamo un numero veramente molto basso. È chiaro che anche in prospettiva rispetto comunque all'autunno la vaccinazione per le classi fragili, quindi gli over 60 e quelli che appunto portatori di patologie, è di fondamentale importanza proprio per ridurre e mantenere contenuto soprattutto il rischio di ricovero, che ricordo è circa sempre 1 a 3,5 il non vaccinato rispetto al vaccinato come probabilità appunto di accedere in ospedale, di andare in ospedale. La famosa terapia intensiva di cui parlavamo. Assolutamente sì, che bisogna appunto evitare. Che bisogna evitare. Ci ha raggiunto nel frattempo anche il dottor Luca Sbrogiò, che è il direttore del Dipartimento di Prevenzione ULSS 6. Con lui tempo fa, si avvicini, non mordo, con lui dicevo tempo fa abbiamo fatto un po' il punto della situazione per quanto riguarda il famoso vaiolo delle scimmie, il monkeypox, abbiamo un focolaio importante rispetto insomma, a livello nazionale qui nel Padovano, so che state facendo di tutto di più, partiamo però dalle vaccinazioni, com'è la situazione? Siamo comunque, abbiamo l'ULSS 6, mi faccio parte della famiglia ormai, essendo sempre con voi, avete inviato moltissime lettere ai super fragili e agli over 80 per invitarli e stanno pian pianino, ci avete spiegato nella vostra conferenza stampa, stanno aderendo pian pianino, ma stanno aderendo, questa è la cosa più importante, e poi focalizziamoci sul vaiolo. Sì,
L'invito agli over 80 e ai fragili con più di 60 anni dimostrano in questi ultimi giorni una grande attenzione alle persone che hanno ricevuto le lettere, perché stanno aderendo in maniera significativa. Considerate che essendo un appello fatto ormai da diverse settimane, direi da quasi 2 mesi, per partecipare, erano andati fino adesso 11.000 persone a vaccinarsi, adesso negli ultimi 2 giorni abbiamo 1.000, quindi diciamo una inversione di tendenza importante. Le lettere sono state spedite il 3, il 6 e il 10 di giugno, quindi le persone non si preoccupino, arriveranno certamente al loro domicilio. Se non dovessero ricevere, comunque possono presentarsi anche spontaneamente per avere la vaccinazione nei luoghi che abbiamo, diciamo, presentato anche nel sito web aziendale, o comunque, diciamo, verranno anche editati nei giornali in questi giorni, e quindi non si preoccupino. Rimane una fondamentale presidio di sanità pubblica. La quarta dose è importante soprattutto per chi ha fatto da più tempo fa la vaccinazione, e quindi permette di far ripartire il titolo anticorpale, quindi gli anticorpi, e anche risvegliare la risposta immunitaria, quindi rendere più robusti di fronte a questo virus che non molla, perché, diciamo, in questi giorni ha dimostrato di girare ancora un po' di ripresa. Parliamo del monkeypox in velocità e poi cediamo la linea. So che ci sono 5 persone che sono state prese in carico dalla nostra sanità, quindi territoriale, quindi locale, di Padova, e altre 4 che però state ricercando, insomma un po' un parolone, sembra quasi un'investigazione, ma per la sicurezza della popolazione è giusto anche, appunto, risalire a tutto, come abbiamo fatto durante il Covid, a tutto il possibile focolaio. Sì, allora, diciamo, attualmente in Italia abbiamo circa una 50ina di positività riferite dal Ministero della Salute, e abbiamo aziende sanitarie che hanno avuto magari nel loro territorio anche più casi, però questo di Padova è il cluster, cioè un gruppetto di persone che sono contagiate secondo un link epidemiologico certo che abbiamo, diciamo, trovato e documentato noi dell'azienda US6, e quindi abbiamo questo primato, ecco, non so se dire triste primato, insomma, di avere il cluster più importante d'Italia. Un soggetto di nazionalità spagnola che è arrivato a Padova a fine maggio e che ha dato l'avvio alla catena di contagio, che ha interessato al momento per certo 4 persone che sono state diagnosticate e curate presso l'azienda ospedaliera di Padova, però queste 5 persone, quindi, diciamo, la persona proveniente dalla Spagna più le 4, hanno a loro volta almeno potenzialmente contagiate altre 4. Queste 4 persone... Sono 3 padovani, potenzialmente un veneziano? Allora, diciamo, la certezza matematica di affermare questo non ce l'ho, perché appunto abbiamo visto che sono, come dire, amicizie che nascono in chat anonime o chat che usano dei pseudonimi, quindi, diciamo, facciamo un po' fatica a ricostruire con certezza. Non la voglio mettere in difficoltà, ecco. Non si sa al momento. Sono stati riferiti rapporti molto intimi, molto vicini, e quello sappiamo essere una possibilità importante di veicolo di infezione. Abbiamo già visto che per le altre persone purtroppo è stato così, si sono contagiate, quindi è anche possibile che queste 4 persone a loro volta siano contagiate. Per noi è importante che le persone si conoscano, si guardino bene, se ipotizzano avere dei contatti a rischio si rivolgano con fiducia alle strutture sanitarie, e, se mi permettete, a metà tra un consiglio sanitario e una battuta, diffidare dagli sconosciuti. Io ringrazio il direttore generale Paolo Fortuna, ULSS 6, per l'ospitalità, e ringrazio anche il dottor Luca Sbrogiò, direttore del Dipartimento di Prevenzione ULSS 6, per questo collegamento. Se non ci sono domande, a voi studio.